Bentornati amici di Con, ci troviamo a Colmaggiore di Tarso, nell'alta provincia di Treviso, sinistra Piave. Siamo nella zona dei laghi di Santa Maria di San Giorgio, in Vallata, e ci troviamo con Marta Modolo, archeologa e ricercatrice dell'Università di Ferrara, preistorica, che da 4 anni lavora in questo territorio in un progetto molto ambizioso di scavo archeologico legato ad un sito palafitticolo, come ce ne sono anche molti e lo scopriremo durante il servizio, in tutto l'arco alpino. Marta, come è nato tutto? Buongiorno dottor Zanchetta, questo progetto è nato con l'Università di Ferrara nel 2019. C'era la volontà di riportare in luce questo antico abitato palafitticolo che ad oggi è il più importante del Veneto nord-orientale, è l'unico attualmente in corso di scavo e anche visitabile ai visitatori e ai turisti. Le prime indagini iniziarono appunto 4 anni fa in entrambe le amministrazioni di Revine Lago e di Tarso. Iniziamo anche una collaborazione con l'Università di Ferrara per fare una serie di carotaggi geoarcheologici e per individuare possibili livelli di torba lungo le sponde dei laghi. Inoltre abbiamo fatto una serie di prospezioni subacquee con la dottoressa Claudia Pizzinato per vedere se c'erano anche delle evidenze di strutture di palificate anche nelle zone acquatiche vicino a dove stiamo indagando noi. I risultati ad oggi sono stati molto soddisfacenti, tant'è vero che dall'anno scorso abbiamo aperto un settore di scavo molto ampio che stiamo continuando quest'anno, quindi siamo alla 4ª campagna di scavo archeologico. I primi ritrovamenti risalgono giusto a 100 anni fa e parleremo di questo anniversario più avanti nel servizio. Constano nel ritrovamento di una spada di bronzo di modello Sauerbrunn dell'età del bronzo medio, che adesso è conservata al Museo di Conegliano. Poi dopo, nel corso dei decenni successivi, furono trovati resti più o meno in scavi, alcuni condotti della sovrintendenza, alcuni ritrovamenti diciamo fortuiti, che chiaramente lasciano tutto il tempo che trovano questo genere di indagini, visto che l'archeologia è una disciplina che si avvale di strumenti scientifici e metodologie di scavo che devono affrontare gli archeologi. Qui si fa archeologia, qui non soltanto si affronta in modo scientifico l'indagine archeologica nei confronti di quello che è la metodologia abituale dell'archeologia che viene utilizzata in tutto il mondo, ma qui si fa anche scuola, perché l'Università di Ferrara ha avviato questo scavo in cui ci sono studenti non solo da tutta Italia di archeologia, ma anche che vengono dall'estero, che sono venuti qui per conoscere la metodologia di scavo dell'archeologia delle aree umide, che come ben sappiamo è uno dei vanti del Veneto, e anche per questo classico, diciamo, tradizione che è quella tipicamente accademica dello scambio, della conoscenza, che è una delle cose che arricchisce nella maniera più completa gli scavi archeologici e permette lo scambio di conoscenze e di metodologie, si apprendono nuovi modi. Noi in Italia abbiamo una grande scuola archeologica e Ferrara, in particolare nell'ambito della preistoria, ha una grandissima storia. Non è un caso che nella zona del Veneto, delle Prealpi Veneti, gli scavi, Marta, giusto, sono seguiti dall'Università di Ferrara spesso. Da moltissimi anni, perché Ferrara ha una lunga tradizione di scavi qui in Veneto, ricordo solo per citarne alcuni in provincia di Verona, nella Lessinia, in provincia di Vicenza, Belluno, nel qui vicino Cansiglio. Diciamo che questo è un po' uno scavo innovativo per quanto riguarda il nostro Dipartimento di Studi Umanistici, perché riguarda una cronologia piuttosto tarda rispetto ai contesti tipicamente preistorici che noi siamo abituati a indagare, di cui Ferrara appunto ha una lunga fama e anche tradizione. Per cui sì, crediamo che la collaborazione sia assolutamente importante al fine di ottenere dei risultati scientifici ottimali, ma soprattutto per dare la possibilità a studenti anche di altri atenei di poter partecipare ai nostri scavi. Quindi siamo aperti sia a livello nazionale che internazionale, perché quest'anno abbiamo 2 studenti dell'Università di York che hanno voluto partecipare a questo scavo. È una bellissima esperienza, tenendo conto che comunque l'archeologia deve molto alla scuola anglosassone, perché
diciamo è nata lì la metodologia, poi noi in Italia abbiamo chiaramente, apprendendo la metodologia anglosassone, l'abbiamo affinata sotto altri aspetti e anche adattata al nostro tipo di territorio a seconda delle situazioni. Alle nostre spalle vediamo colleghi che stanno scavando, o giovani colleghi, futuri colleghi che stanno scavando, altri che stanno facendo dei rilievi, altri che stanno facendo altre attività che man mano vedremo nell'arco del servizio. Una cosa interessante però è che si parla un'unica lingua, che è quella dell'archeologia. Siamo tutti finalizzati in questo scavo per portare a compimento la ricostruzione del contesto di queste palafitte. Ed è interessante come ci sono appunto studenti di Ferrara, ci sono studenti di Bologna, di Padova, tu hai detto quelli di York, e poi c'è anche una piccola presenza a livello formativo anche di studenti delle scuole superiori, giusto? Sì, del vicino Liceo Flaminio. Quest'anno abbiamo voluto far partire una collaborazione con gli studenti della terza, quarta superiore per la realizzazione dei crediti formativi. Quindi abbiamo fatto questa proposta alla preside professoressa Emanuele Darè e alla professoressa Dalcin, che coordina un po' questo gruppo di studenti, e gli abbiamo proposto una cosa nuova. Quindi per noi è interessante perché comunque è un altro tipo di approccio visto anche da persone che non sono archeologi, che ancora non si sono approcciate al mondo dell'università, ma che magari potrebbero, perché no, decidere di scegliere questo percorso. Una cosa fondamentale è che per la legge italiana, finalmente, dal 2014, in particolare dal 2019, quando c'è una corretta normativa di legge, si possono effettuare gli scavi soltanto gli archeologi o gli studenti di archeologia inquadrati in un ambito particolare. Questo perché? Perché la metodologia è una cosa fondamentale, con la specializzazione e la professione sempre più accurata che quella dell'archeologo. L'inserimento di questi studenti giovani però non è soltanto per, secondo me, importante per la questione dei crediti formativi, che è più una questione amministrativa, e anche per sensibilizzare le nuove generazioni verso qualcosa che è quello dell'economia culturale. L'ambito culturale è così importante perché è fondamentale a questi ragazzi fargli capire che esiste anche una possibilità di lavoro, di futuro, lavorando nell'ambito della cultura, che dà tanto, che è la principale economia del paese. E quindi ospitare questi ragazzi che chiaramente non hanno responsabilità di scavo quanto quella dei professionisti che stanno collaborando qui, oppure quella degli studenti, hanno una responsabilità molto limitata, tipo adesso sono impiegati o nel setaccio. Sì, nel lavaggio dei materiali, gli si spiega un po' come avviene la divisione dei materiali, quindi delle attività che riescono comunque a svolgere in ambito archeologico, ma non riguardano il vero e proprio scavo, che avranno tempo sicuramente. Bene. Grazie Marta, adesso ci spostiamo verso altre inquadrature perché dobbiamo scoprire tutto il processo che porta allo scavo archeologico. Ci troviamo, Marta, adesso direttamente sullo scavo. Lo scavo è diviso in quadrati di 1 metro per 1 metro. Esatto. La superficie è stata ampliata rispetto all'anno scorso, è stata praticamente più che raddoppiata, tenendo conto anche il canale trasversale e un altro sondaggio. Vediamo colleghi che stanno scavando, scendendo a tagli sul materiale torboso. Cosa emerge? Allora, questo è il livello principale che rappresenta un po' il deposito archeologico, insomma, di questo settore di scavo. Siamo in un livello prettamente torboso che ha restituito notevoli quantità di legno, tra cui piccoli frammenti, ma soprattutto pali verticali che rappresentano poi quelle che sono le strutture di fondazione delle palafitte. Quindi noi ci approfondiamo per livelli molto sottili, all'incirca di 2-3 cm, e mano a mano che c'è l'approfondimento e si trovano i materiali, mettiamo degli stuzzicadenti per fare poi il rilievo con coordinate geografiche. Per aiutare le persone che ci stanno guardando, perché noi parliamo di archeologi, però dobbiamo anche aiutare le persone che giustamente non possono comprendere. Noi dobbiamo immaginarci che questi pali che vediamo nelle riprese emergere erano la parte
verticale delle strutture su cui si impostavano assi Esatto, e degli pali impalcati. orizzontali, degli impalcati, che naturalmente essendo ormai di migliaia di anni fa, perché stiamo parlando di una cronologia che va dal Neolitico fino all'età del bronzo, quindi parliamo di 7.000-6.500 anni fa fino a 3.500 anni fa, quindi immaginate come possa essere marcito e scomparso, cosa può essere successo in queste migliaia d'anni. Quindi il materiale è collassato nel corso della frequentazione del sito, quando c'erano le capanne perché magari cadeva qualcosa, buttavano sotto, non avevano il concetto del riciclo, sicuramente di portare l'immondizia da un'altra parte. E in parte quello che è rimasto, qua dopo l'abbandono delle palafitte, è collassato e in parte è stato coperto da questo continuo movimento della motta, diciamo, della laguna. Quindi i colleghi stanno lavorando su tagli successivi ed è vero che man mano che scendiamo stiamo viaggiando nel tempo. Esattamente. E troviamo moltissimi frammenti di ossa di animali, che erano sia animali che venivano allevati al tempo, sia anche cacciati, perché abbiamo attestazioni di resti di orso, di cervo, di caprioli e di piccoli carnivori, come per esempio il tasso, di cui sono emersi 2 denti forati. Quindi dei monili, Monili. dei gioielli preistorici. Esattamente, delle perline anche in osso lavorato, molto belle, quindi perline di collane. E tantissimi strumenti in selce, abbiamo trovato lame di falcetti, raschiatoi, grattatoi, quindi tutti strumenti che servivano per varie attività quotidiane, per pulire le pelli, per tagliare, per raschiare. E inoltre tantissimi frammenti ceramici che poi ci permettono di ricostruire possibilmente i vasi, i contenitori che loro utilizzavano sia per mangiare ma anche come contenitori per i cereali e il cibo. E per la cottura, naturalmente. E per la cottura. Molte pietre abbiamo notato in questi 2 anni che io sono qui sono fortemente scottate, quindi forse facevano parte anche di qualcosa legato dei focolari, sicuramente. Erano strutture comunque abitative complesse, perché avevano la divisione interna degli spazi. Esatto, come ce li avevano in realtà già in grotta in tempi molto precedenti, perché già il Neanderthal nelle grotte che comunemente scaviamo organizzava già i suoi spazi nelle grotte, quindi c'era la parte dove dormivano, la parte dove socializzavano, la parte dove che veniva utilizzata un po' come discarica, quindi per buttare quello che non serviva più. Che sono le miniere. Esatto, sono i nostri pozzi, i nostri tesori, perché lì vengono fuori le informazioni più importanti. Quello che è anche importante è poi riuscire a recuperare dei frammenti veramente millimetrici e piccoli che sono rappresentati da semi e gusci di piante, di frutti che loro utilizzavano e che ci danno delle importantissime informazioni a livello del paleoambiente del tempo. Quindi riusciamo a ricostruire anche l'ambiente del tempo. Come si può notare lo scavo sta procedendo in parallelo, in orizzontale, perché si pongono tagli sempre seguenti per poter scendere man mano. I colleghi che abbiamo visto fino adesso, sono appena finito, stavano rilevando la quota dei reperti individuati in situ per poterli, avete visto i cartellini, vedete come prendeva la quota, in modo che si possa essere dopo rielaborato una mappa di tutti i ritrovamenti dove erano posizionati, perché dopo alla fine, quando si metterà tutto insieme, si insommeranno tutti questi rilievi e sarà diviso per tagli e strati. Questo ci darà i depositi a seconda del periodo. Esattamente, lo scavo, come sappiamo tutti, di per sé è un'operazione invasiva e distruttiva, per questo è estremamente fondamentale nella scientificità riuscire a documentare tutte le attività che noi facciamo, quindi man mano che ci si approfondisce, che si scava, si deve fotografare, si deve rilevare, perché questo ci permette poi a posteriori di ricostruire esattamente quello che è avvenuto, anche con i dati risultanti dai materiali. Sentiamo il rumore in sottofondo, è quello di una pompa di immersione, perché qui ci troviamo in ambiente lacustre e dobbiamo continuamente tenere basso il livello dell'acqua per poter cercare di lavorare, se non all'asciutto, perlomeno in umido. Il che non è neanche male, perché visto che scaviamo d'estate, altrimenti si seccherebbe tutto e si distruggerebbe molto più facilmente e si altererebbe anche la colorazione dello strato e sarebbe più difficile anche da scavare. Detto ciò, una cosa fondamentale di questo scavo
e la sua scientificità è data dal fatto anche che ogni singolo granello di terra che viene scavato e raccolto nei secchi viene tutto setacciato ad acqua e vagliato a mano. E adesso andremo a vedere questo processo. Questo dà la possibilità di avere un'altissima qualità della statistica archeologica, il recupero praticamente totale di ogni genere di materiale che verrà indagato. Quindi alla fine, quando tra qualche anno finalmente Marta potrà fare una bella cospicua pubblicazione, avrà dei dati unici nel suo genere. Andiamo a vedere i setacci. Ci troviamo nella zona della setacciatura ad acqua. Questa strumentazione non è in vendita, è stata una invenzione e costruzione dell'architetto Lorenzo Fattorella, il compagno di Marta, che ha costruito un'opera che, devo essere sincero, io invidio tantissimo, perché l'avessi avuto in passato sarebbe stato molto più semplice lavorare, e che hanno invidiato anche colleghi domenica che sono venuti in visita da 2 parti distanti d'Italia, che hanno detto ma ne costruisci di queste cose? Si può fare. Si può fare, perché? Perché è molto funzionale. Allora, per spiegare a chi ci guarda, questa situazione è anche verde, nel senso green, chiamiamola. Assolutamente. Perché? Perché noi non stiamo consumando acqua potabile, è necessario avere l'acqua per setacciare. Ma cosa sta succedendo? Con una pompa di immersione stiamo pescando l'acqua da un pozzo, asciugando che si trova tra il lago e lo scavo, per permettere di tenere lo scavo più all'asciutto. L'acqua viene recuperata, immessa in un sistema di tubazioni con degli ugelli, vedete, che ci permette di far scendere l'acqua sulla terra gettata dai secchi. E cosa viene fuori, Marta? Esatto, questo sistema serve praticamente per lavare letteralmente i sedimenti, nel senso che avendo torba, terra e spesso anche argilla, è necessario lavare giù tutto il sedimento per poter recuperare tutti quelli che sono i campioni archeologici. Quindi all'interno troviamo piccoli frammenti di ossa di animali, di selce, di carboni, di semi e anche di ceramica, che magari durante lo scavo non si percepiscono perché il colore è piuttosto uniforme, ma che con il lavaggio e poi l'asciugatura all'aria aperta ci permettono di identificare quello che poi andiamo a catalogare come materiale archeologico. Qui abbiamo Max ed Emma che stanno lavorando, tutti e 2 studenti universitari, stanno lavorando in maniera profonda. Perché? Perché come hai detto giustamente te, è molto scuro, molto nero, perché questo strato di marcita con cui abbiamo a che fare non è nient'altro che il collassamento di centinaia di assi di legno che formavano il pavimento, le impalcature e tutto quello che era le capanne, esatto, che stavano a palafitta sopra il lago. Quindi vi lascio immaginare quanti passaggi continui, quanta acqua ci vorrebbe, che in realtà noi non stiamo assolutamente consumando, perché l'acqua del lago che prendiamo, teniamo asciutto lo scavo e ritorna nel lago. Facciamo un riutilizzo, perché poi tutto quello che ne deriva di frazione fine, quindi terreno sottile, viene scaricato mediante quella cassa di legno che c'è nel centro, viene ributtato nell'erba, quindi aiuta anche a concimare, assolutamente, il campo. Diciamo che una terra maturata di una marcita di migliaia di anni fa, sì, che non oso immaginare cosa crescerà qua in futuro, perché chiaramente è una terra torbosa, molto fertile. Quindi escono frammenti di ogni genere. Qui i ragazzi stanno lavorando in maniera
diciamo continua, perché appunto è importantissimo se poter setacciare tutto e dopo che l'hai setacciato poter recuperare il materiale che adesso andiamo a vedere. Ci troviamo al tavolo dove vengono vagliati il materiale una volta che si è asciugato al sole e viene separato. Qui abbiamo Giulia e Sofia, Giulia di York, Sofia di Bologna, che stanno lavorando, vedete, in maniera continua. Cosa emerge, Marta? Allora, qui vengono selezionati tutti quelli che sono i reperti archeologici di piccole dimensioni una volta che vengono lavati con l'acqua. Quindi emergono piccoli frammenti di legno che possono essere tenuti anch'essi come campioni, tantissimi frammenti di carbone, quindi legno che è stato bruciato e che poi si conserva perfettamente grazie alla sua struttura cristallina, gusci di nocciole, ne abbiamo trovati tantissimi in questi ultimi 2 anni, quindi di piante, frutti e semi che consumavano al tempo, piccoli frammenti di ossa, ceramica e anche selce, quindi delle frazioni diciamo anche centimetriche ma soprattutto millimetriche che poi concorrono a formare quello che è il cosiddetto campione statistico e che ci serve poi per dare i risultati. In alcuni quadrati, che come abbiamo visto diviso lo scavo, a seconda chiaramente delle profondità, che sono tutti dati che si elaborano in post scavo alla fine, però emergono anche concotti, che sono dell'argilla cotta, stracotta, che potrebbe essere di derivazione differente, o un focolare, oppure in maniera molto abituale per l'ambiente alpino e poi alpino, una sorta di malta in tonaco che veniva spalmato tra le assi o tra palo e palo per chiudere i buchi e rimaneva crudo. Se noi lo troviamo cotto, se noi troviamo proprio il segno preciso del tronco, invece ci dà un dato definitivo, è il fatto che è andato a fuoco. Esattamente, come spesso accadeva, Come spesso anche accade. nei villaggi neolitici c'erano degli incendi e quindi ritroviamo parti di pareti che venivano appunto, che una volta bruciate si conservano perfettamente come altri reperti. In archeologia quindi si chiama proprio intonaco di parete, Esatto. di capanna. Praticamente la differenza la riconosce un archeologo dopo un po' che lavora chiaramente, però la riconosci subito, perché se è cruda vuol dire che la capanna è decaduta, è morta là, è Esatto. finita. Se invece è cotta non c'è dubbio sul fatto che sia incendiata oppure anche sia stata incendiata, Certo. perché c'è il sospetto che alcuni tipi in alcuni periodi della storia anche incendiare il luogo Sì. fosse una sorta di rinascita, una sorta di atto, diciamo, benaugurante, che è abbastanza diffuso in tutto l'arco alpino, anche Certo. questo. Noi dobbiamo sempre considerare che comunque la koiné, il linguaggio comune di tutta la fascia alpina è molto simile. Lo vediamo anche sui villaggi palafitticoli del sito UNESCO diffuso, cui voi ambite a entrare. Certo, assolutamente. È per questo che i confronti con realtà territoriali limitrofe sono assolutamente importanti, perché concorrono poi a formare tutto quel linguaggio e quel risultato scientifico che serve per interpretare questi lontani periodi della preistoria. Benissimo, adesso noi ci spostiamo dal momento del vaglio, ci spostiamo alla parte finale, che è quella della catalogazione.
Ci troviamo nell'ultima fase della lavorazione in scavo. Abbiamo qui Rachele e Caterina, archeologhe, che stanno facendo questo delicatissimo lavoro di inventariare, dividere, ordinare tutto il materiale. Marta, cose tipo nel vassoio di fianco a te, cos'è che emerge in maniera, secondo la visione dell'archeologa, in maniera più eclatante da quel vassoio, lo scavo di quella frazione di terra? Allora, questa parte, diciamo, delle attività di scavo è sicuramente una tra le più importanti. Lo scavo è importante perché fa emergere quelli che sono i resti, ma altrettanto importante è riuscire a conservarli e a catalogarli nel modo corretto per poi fare uno studio efficace. Quindi all'interno di questi vassoi che noi vediamo sono stati selezionati, suddivisi proprio tutti quei materiali che noi troviamo all'interno dei setacci. Quindi facciamo un esempio. In questa porzione ci sono frammenti di ceramica piuttosto arrotondati, quindi sono frammenti di vasi che si sono rotti nel corso dell'utilizzo o a posteriori, che non hanno più una morfologia così riconoscibile, però ci aiutano in quel famoso campione statistico che ci serve. Ci sono anche dei frammenti che sono quelli che noi definiamo diagnostici, che per un determinato tipo di forma o caratteristica della parete o del bordo ci dicono sono nato nel... e ci dicono Esattamente, l'epoca. quindi ci aiutano nella cronologia. Come troviamo dei piccoli frammenti di selce che verranno poi studiati dagli esperti del settore, E qui ne selce avete che è una in scavo che esattamente conosceremo fra poco, Giulia. e che soprattutto ci aiutano anche a determinare da dove proviene questa selce, perché Perché? la provenienza della materia prima è C'è la assolutamente domanda del importante. finto ignorante che dice perché? Ma le pietre sono tutte uguali? No. Le pietre hanno diverse formazioni, diverse origini, diverse provenienze, quindi chi studia la provenienza della selce o delle pietre in generale ci sa esattamente indicare il luogo da cui sono state prelevate e utilizzate in questo sito. Per esempio, analisi che sono state condotte nei risultati degli anni precedenti, in alcuni saggi fatti sia in comune di Tarso che di Revine, ci hanno indicato che la selce proviene dalla vicina Valbelluna, ma anche dalla zona del Fadalto e della Lessinia. Quindi solamente con uno studio posteriore in laboratorio più accurato riusciamo a ottenere queste informazioni. È interessante scoprire che comunque le zone di riperimento sono tutte proalpine comunque, Esatto. non si spostano più indietro in aree più lontane, quindi vuol dire che questi giacimenti esistevano anche vicino, perché almeno per quanto riguarda la prima parte dell'insediamento in questa zona palafitticolo stiamo parlando dell'età neolitica e dell'età del rame. L'età neolitica non esisteva il metallo, c'era solo la pietra lavorata, Certo. ma anche per l'età del rame, prima di avere del materiale in rame uno doveva avere una certa importanza e comunque doveva avere una certa ricchezza, quindi è più facile magari più avanti col bronzo trovare qualcosa, però ci troviamo in un ambiente talmente particolare che magari il bronzo era comunque talmente importante che forse veniva anche riciclato e rifuso e riutilizzato. Certo, poi c'era una grande circolazione di materie prime anche rispetto a periodi precedenti della preistoria, per cui i gruppi umani si scambiavano fra di loro materie prime, le riutilizzavano e se le portavano nei loro villaggi o accampamenti, quindi si tratta di tutta una serie di informazioni veramente fondamentali perché ci aiutano anche a capire i popoli, le persone, da dove sono venuti, dove sono migrati, dove si sono spostati. Molto bello vedere, adesso vediamo Caterina che sta raccogliendo i frammenti di ossa, alcuni hanno anche il segno della spaccatura fatta da uno strumento e di fianco ci sono invece bianchi altri frammenti di ossa ma sono combusti, quindi la dimostrazione di come c'è sia ossa non cotta, scarnificata quindi, e ossa invece cotta che deriva da un processo differente, quindi di qualcosa destinato al consumo alimentare. Esattamente, come per la selce, anche questo avviene perché anche la selce da questo punto di vista ci dà informazioni sul fatto che sia stata bruciata o meno, analizzando quella che è la superficie, ma anche per esempio i semi delle piante che troviamo combusti che ci indicano proprio un consumo alimentare, semi delle piante ma anche cereali. Ci sono state appunto attestazioni dell'utilizzo dell'orzo
nei campioni precedentemente trovati. Per quelli di quest'anno aspetteremo sicuramente i risultati dei nostri archeobotanici. Una cosa interessante che ho notato, ci sono dei punti in cui sono concentrate più ossa, più semi. Questo indica, tenendo conto che loro buttavano sotto immediatamente rispetto a dove erano, perché praticamente sotto era il luogo deputato agli scarichi degli scarti, dalla selce alla ceramica e tutto. Forse si può dire che quando vi metterete lì questo inverno a tavolino riuscirete a ricostruire in base alle concentrazioni luoghi che saranno più deputati a determinate aree di occupazione. Assolutamente, ed è per questo che lo scavo viene suddiviso in quadrati di 1 metro per 1 metro e tutti i reperti al di sopra dei 2 centimetri vengono coordinati con coordinate geografiche, quindi poi a posteriori con i software, con il GIS, riusciamo esattamente a ricostruire lo spazio che noi abbiamo scavato e a ricostruire eventuali aree dove venivano fatti dei getti, delle discariche piuttosto che dove vivevano, quindi si riesce a ricostruire esattamente lo spazio che era stato abitato. Perché ricordiamo che la cosa principale e fondamentale per un archeologo è ricostruire la storia di un contesto preciso, di un insediamento. Non è il ritrovamento del singolo reperto, quello lo lasciamo ai tombaroli. Per noi è importante ricostruire la storia. La storia si ricostruisce unendo una serie di dati e l'insieme dei dati portano alla storia di un sito, come state facendo in maniera eccellente qui. Ci troviamo con Fabio Sartori e Giulia Conte, che sono archeologi professionisti e sono quelli con la più lunga esperienza in scavo insieme a Marta. Voi siete qui dall'inizio, fin dai sondaggi iniziali, avete visto l'evoluzione di questo scavo nel corso del tempo, siete tutti e due del territorio, conoscevate già la storia di questo sito. Cos'è per voi come professionisti venire qui e partecipare a, parliamoci chiaro, finalmente uno scavo scientifico, cosa che, tenendo conto che il 98% degli archeologi fanno commercial archeologi, di conseguenza sei sempre di corsa con una ruspa che ti batte così sulla spalla e ti dice muoviti. Com'è scavare in questi contesti? Cominciamo da Fabio. Sì, ecco, cominciamo da me, così è un ritorno veramente alla gioventù. Come dici tu Michele, dopo una vita passata a rincorrere i cantieri da una parte all'altra, a scappare da una ruspa all'altra, questo è tanta cosa. Cioè, finalmente puoi avere tutta la calma di fare uno scavo scientifico, di riuscire poi a vedere i reperti che trovi, a studiarli, ad avere professionisti che ne conoscono a seconda delle tipologie e quindi a non dover mordere e fuggire. Ed è una cosa fondamentale che riempie Beh, certo. il cuore, riempie i polmoni, specialmente dire ok, faccio qualcosa che non è sempre di corsa come è appunto la quotidianità dell'archeologo, che spesso purtroppo deve correre per esigenze oggettive, uno scavo lungo una strada. Diciamo che per chi ha qualche annetto in più è un po' un tornare ai tempi dell'università. Sì, insomma, era qualcosa ecco. che purtroppo man mano sta andando sempre più scomparendo. Giulia è più giovane di noi, però ha anche una bella esperienza di scavo e tutto, anche lei dall'inizio. Giulia, tu sei un'esperta di litica. Giusto, è vero. Ti abbiamo citato prima. Cos'è che hai ritrovato in questo scavo di così interessante? L'evoluzione della tua esperienza qua dentro. Vedo spesso che sei sempre là, che butti l'occhio di qua di là, guarda questo frammento di questo. Ti parlano a te questi frammenti di selce, queste pietre? Effettivamente sì, Michele, perché in generale la selce, anche all'interno di un museo, è una di quelle categorie di reperti che è praticamente muto. Quando uno la vede,
la guarda con, diciamo, con circospezione. Spesso e volentieri vedo i visitatori all'interno dei musei, quando anch'io magari sono lì come visitatrice, e bypassare le vetrine che riguardano tutta la parte di litica, perché faticano effettivamente a comunicare qualcosa. Ecco, probabilmente è anche per questo che ho deciso di affrontare, insomma, questa specializzazione, perché ho desiderato, insomma, capire questa tipologia di manufatti e trasmetterli anche agli altri. E diciamo che in un contesto palafitticolo la selce non è proprio l'elemento all'apice, Dominante, esatto, dominante, prevalente o addirittura datante. Qui insomma la fanno da padrone le ceramiche e vari ed eventuali, insomma, reperti in metallo che speriamo di trovare. Speriamo Insomma. bene, sì, di trovarli. La cosa però che mi piace è il fatto che siete qui non soltanto nella veste di professionisti, ma siete qua nella veste anche di formatori, perché state insegnando le tecniche di scavo, la metodologia di scavo, la capacità diagnostica di riconoscere uno strato, di riconoscere la ceramica e così via. È una cosa fondamentale per creare gli archeologi del futuro. È Assolutamente necessario lavorare nei cantieri di emergenza, ma è necessario prima di tutto, secondo me, fare questo lavoro qua. No, i ragazzi devono partire da qua, perché hanno così la possibilità di avere lo studente che è da diversi anni che pratica, il professionista che lo pratica ormai di lavoro, e quindi effettivamente rendersi conto di quella che è una professione che hanno scelto, non è solamente la passione per la storia, la passione per l'archeologia, è una professione. E noi che siamo, no, anziani no, esperti, che siamo gli esperti, lo dimostriamo. Cioè ci siamo passati anche noi prima, abbiamo studiato, abbiamo fatto i campi universitari e ne abbiamo tratto poi un lavoro. E quindi sì, si può fare, no? Bisogna farlo. Poi c'è sempre lo shock dopo quando si passa da qua al primo lavoro, primi lavori di cantiere di emergenza, che ti sembra di dire non è possibile, è un inferno dantesco, perché c'hai i mezzi che ti girano attorno. Ma fa parte dell'accrescimento professionale anche quello. Però diventa importante essere vissuto in questi contesti qua, perché ti formi l'occhio e capisci, cominci a riconoscere, e anche sì. in situazioni di emergenza tu puoi intervenire anche tamponando, perché non è detto che, come dice un caro collega, che scavare velocemente e scavare male. Non è affatto vero. No. Puoi anche scavare velocemente, però acquisendo quando più dati e con la metodologia adeguata ricostruire quello che è la finalità dell'archeologo, un contesto. Faccio la domanda a Giulia, il contesto che la litica, specialmente per l'età della pietra, è fondamentale, oltre che la ceramica. Assolutamente sì. Abbiamo visto nei vari setacci tanti frammenti di selce, sono stati anche fatti dei ritrovamenti che ci parlano di una società che viveva qui e a quanto pare era grande questo insegnamento. Cosa dici? Secondo te qual è la tua visione di questo ambiente? La mia visione In base è alla tua specializzazione sulla litica. La mia visione è che è vero che la litica, come si diceva prima, non la fa da padrone e molto spesso in questi contesti viene un pochettino magari lasciata ai margini. Ecco, invece insomma bisognerebbe approfondire di più anche questo aspetto, perché insomma è comunque fondamentale nel quotidiano all'interno di un contesto palafitticolo. E poi tra l'altro la selce non ci dà solo le informazioni per quanto riguarda le attività che potevano essere fatte, le attività domestiche che potevano essere fatte con questo materiale, ma anche dei punti di approvvigionamento di queste materie prime, che sono fondamentali per capire il circuito con il quale insomma questi abitanti si muovevano o comunque con il quale avevano dei contatti. Sì, ne abbiamo parlato anche prima con Marta, mentre riprendevamo la catalogazione, la divisione, lo stoccaggio dei materiali, che ci ha parlato che venivano da zone diverse. Noi, per concludere, diciamo che, come hai appena detto anche te, in base al tipo di selce sappiamo da dove deriva, non è che sappiamo soltanto, ok, quella selce deriva dai Monti Lessini, ma no, quindi nel Veronese, ma noi possiamo dire, ok, esisteva uno scambio mercantile, economico, chiaramente non esistevano i soldi, c'erano altre forme, c'era il baratto, però esisteva un'economia, un'economia che collegava tutta la fascia pedemontana prealpina, era caratterizzata di questa zona, e sicuramente ci dice, ok, c'era un insediamento qua, ma esistevano altre realtà che si spera verranno alla luce in futuro. Ce l'auguriamo. Esatto.
Noi siamo disposti sempre a scavarli. Assolutamente. Sì. Grazie. Grazie. Siamo con due studenti, Sofia e Riccardo. La domanda che voglio porre loro è questa: la vostra esperienza di scavo qui, nuova. Riccardo è qui da più settimane, tu sei appena arrivata, mi pare. Cominciamo per galanteria da Sofia. Grazie. Di che università sei? Allora, io studio all'Università di Bologna, una laurea magistrale, sono al primo anno e quindi sono un po' andata a cercarlo, insomma, questo scavo perché non è una collaborazione. Per adesso mi sono trovata molto bene, sono qua da lunedì e insomma ho avuto modo di provare un po' tutte le fasi dello scavo archeologico di cui ha già parlato prima, quindi ho scavato, insomma ogni giorno cerchiamo di far girare tutti i ruoli così nessuno, insomma, abbiamo modo di imparare tante cose durante lo scavo. Una cosa fondamentale degli scavi accademici è questa, che gli studenti devono imparare a scavare la metodologia, quindi devono imparare dall'inizio alla fine tutti i processi, esattamente come li abbiamo fatti noi in questo servizio. Riccardo, invece, tu da dove vieni? Io vengo dall'Università di Padova e sono al secondo anno, questo è stato il mio primo scavo, ma appunto partecipando dalla prima settimana ho avuto modo insomma di affondare le radici. Hai visto l'evoluzione? Del saggio, esatto. Hai visto l'evoluzione dello scavo e hai fatto tutte le parti? Sì, assolutamente. Ecco, rispetto a una volta, quando ho cominciato io e quando ha cominciato anche qualcun altro, adesso c'è il digitale e tutto. Noi si faceva anche il rilievo direttamente a mano su tavoletta, bisognava saper disegnare, mettere in pianta, fare le sezioni. Adesso per fortuna, grazie all'informatizzazione, queste cose sono passate. Però io onestamente, dico da vecchiaccio, come mi piace definirmi, io farei fare ogni tanto qualche bella discesa in queste esperienze. Perché? Perché è vero che magari rallenti un attimo lo scavo, però quando entrerete nel mondo del lavoro ci sono situazioni in cui tu non è che per forza di cose hai il topografo che è là, e quindi tu devi con una cordella metrica, 2 chiodi e 1 metro metterti a disegnare in scala, posizionare, mettere in bolla tutto, e quindi questa cosa diventa molto più difficile. Chiaramente è tutto un processo che è fondamentale. Comunque avrete modo anche di affrontare questa parte qua, perché io continuo ad applicare queste metodologie di disegno perché alla fin fine sono comode, specialmente a livello d'appunti. Poi con l'informatizzazione in realtà si può ormai riportare completamente tutto, piante, sezioni, schizzi per essere pronti per la pubblicazione e la consegna dei lavori. Ragazzi, io vi ringrazio, vi lascio continuare a scavare e continuate a fare quanti più scavi potete prima della laurea, perché è fondamentale che prima che voi vi laureiate di avere in mano le capacità di scavare. Mi raccomando. Siamo con i 2 studenti dell'Università di York, Giulia, che in realtà viene dall'Ucraina, e Marx, che viene da York. Ok. La domanda che io farò è molto semplice. Perché avete deciso di venire in Italia a scavare? Why do you decide to come here in Italy to dig? Giulia. Originally I finished a degree in conservation at the same University of York. But archaeology is my personal interest, and historic buildings, it's one thing, but preserving and discovering ancient civilizations and settlements, it's also very important. So
I needed to improve my knowledge and come to another country, as in Italy. It's a very rich place for history. That's here I am. Ok, Giulia ci dice che praticamente lei aveva finito il suo percorso universitario a York, aveva deciso di, visto lei è un architetto di formazione, di approfondire questa parte legata ai contesti, specialmente degli insediamenti per esempio come questo, e siccome l'Italia è un paese ricco di storia, di insediamenti, ha deciso di provare questa esperienza. Sì. Mark, and for you, why do you decide to come here? I mean, in the first place, similar to Julia, I finished my degree at York University, and I had a year in between for excavation and work, and I thought the site looked absolutely amazing. The history here is obviously incredibly rich, and I was extremely excited to have the chance to study in another country, meet new people, speak to interesting people, professors, people with interesting backgrounds and degrees, and yeah. La risposta è praticamente stata quella molto simile a quella di Giulia, naturalmente con un aspetto diverso che è quello della professionalità dell'archeologo. Voleva conoscere, ma quello che abbiamo affrontato prima parlando con Marta, l'esperienza di conoscere contesti differenti, di conoscere colleghi, di conoscere esperienze e siti completamente diversi. Thank you very much. Thanks Max, thanks Giulia. Thanks very much. (1923) 2023, 100 anni di scoperte, come abbiamo già anticipato, nella zona della vallata, nella zona dei laghi, cominciati con il ritrovamento nel canale che si trova qui a poche decine di metri della spada Sauerbrunn dell'età del bronzo medio. Qui ci troviamo di fronte all'entrata dello scavo che può essere visitato, giusto Marta? Voi lo tenete aperto. Con noi c'è anche l'architetto Lorenzo Fattorel che ha collaborato in maniera sostanziale a questo progetto. Abbiamo i partner, non a caso siamo messi qua, partner scientifici, patrocini, sponsor, perché sono fondamentali anche gli sponsor per la buona riuscita di un progetto culturale, anche perché, come abbiamo già detto anche in altre occasioni, ogni euro investito in cultura ne ritorna 7 di guadagno al territorio. Non esiste attività economica che ha questa capacità, che ha questo volano economico. Quindi chi ha investito ha avuto la lungimiranza di capire che i dati che usciranno da questi scavi e dall'organizzazione scientifica di questi scavi saranno fondamentali per portare una crescita economica anche a questa area. Però siamo sui 100 anni, Marta. Perché è così importante questi 100 anni? Perché sono così importanti? Voi avete fatto un enorme progetto, cominciato già questo inverno con le vostre indagini, avete tenuto a maggio, avete fatto cene a tema in agriturismo qui vicino, visite in tutta la vallata, avete dato una scossa totale a questa vallata che comunque ha la sua tipicità e avete portato delle fortissime connotazioni di novità. Adesso, 100 anni oggi, in questi giorni, per il futuro, qui proprio davanti all'entrata dello scavo, qual è il progetto? Allora, fondamentale è la valorizzazione di questo territorio, appunto come già detto ci troviamo nella vallata, si tratta di un territorio limitrofo per certi versi, però al confine con la vicina Valbelluna che è sempre stata una zona di passaggio fin dalla preistoria. E questa vallata ha accumulato nel corso del tempo tantissima storia, ma anche preistoria, perché qui si trovano le radici delle prime comunità di agricoltori e allevatori. Posso dire una cosa, se mi permetto? I ritrovamenti che sono stati fatti in passato hanno dato delle prove sporadiche, gli scavi che state portando hanno dato
una certezza, un posizionamento, un sito di riferimento, cose che prima erano molto più aleatorie, perché Sì. avete applicato il metodo archeologico. Certamente, ed è per questo appunto che dal 2019 è partito il progetto Relacus, un progetto molto più ampio che include anche le indagini archeologiche di cui siamo quest'anno alla 4ª campagna. Per cui parallelamente allo scavo abbiamo voluto avviare un'altra iniziativa che è stata finanziata dalla Regione Veneto all'interno del programma Grandi Eventi, che riguarda proprio il centenario dal primo ritrovamento. Nel 1923 l'ingegner Carpenè, lavorando lungo il canale delle Barche, trovò questa spada in bronzo, Sauerbrunn, che poi venne consegnata posteriormente al Museo di Conegliano e oggi si trova proprio lì musealizzata. Quindi abbiamo organizzato tutta una serie di attività di valorizzazione che riguardano sia visite guidate, sia mostre itineranti, conferenze, che permettano proprio alla comunità di scoprire questo patrimonio, questa storia che ci accomuna tutti, per riuscire a interpretarla e capire chi c'è stato qui prima di noi. Infatti il progetto, quello che doveva essere un progetto sensato, e questo lo è, partire dallo scavo archeologico, dallo scavo alla fruizione dei terzi, e si passa attraverso lo studio scientifico, l'analisi matematica dei dati, l'elaborazione topografica dei giacimenti archeologici, la ricostruzione, possibilmente anche tridimensionale, e il posizionamento dei reperti. Ma si arriva anche all'esposizione, la musealizzazione. Voi avete dei progetti in merito? Sì, nella fase diciamo autunnale dell'anno sono previste le prime esposizioni, la prima mostra itinerante che si terrà al Museo Civico del Castello di Conegliano, dove verranno esposti proprio i reperti principali che abbiamo trovato durante questi 4 anni di indagine. Quindi un ideale ricongiungimento, a distanza di 100 anni, la spada Sauerbrunn verrà raggiunta dai Esatto. fratellini minori per il momento, senza nulla togliere ai vostri scavi, a meno che da qua alle prossime 2 settimane non trovate una serie di spade, allora tanto di cappello, cosa che io mi auguro assolutamente, però sicuramente ci troviamo di fronte a un progetto ben complesso, ben articolato, un progetto con una progettazione completa, esattamente come dovrebbe essere quello di un progetto culturale, ed è quello che porterà dei frutti che serviranno e riporteranno economia, storia, ricostruzione, fruizione, non soltanto ai turisti che sicuramente arriveranno in questa zona e fruiranno di queste situazioni, ma anche al territorio, perché dobbiamo ricordarci che principalmente i turisti siamo noi stessi del nostro territorio, dobbiamo conoscere la storia, e queste nuove conoscenze porteranno nuova storia ai nuovi cittadini, perché se si fanno crescere dei nuovi cittadini con alimentata bene la loro sete di conoscenza. Noi vediamo qua centinaia di bambini che vengono, hanno una curiosità incredibile. Ecco, bisogna mantenere questi bambini con la loro curiosità sempre viva, e voi lo state facendo in maniera perfetta. Io vi ringrazio da parte di Icon e di tutta la nostra redazione. In bocca al lupo per il futuro, non vediamo l'ora di vedere novità. Ci vediamo comunque in autunno al Castello di Conegliano. Grazie ragazzi. Grazie a voi.